Samuele Astuti, quali sono i tempi d'attesa più clamorosi tra visite ambulatoriali ed esami, della sanità lombarda dove bisogna attendere più tempo? Ma ce ne sono diversi, tra questi mi viene in mente quello che mi è stato segnalato stamattina da un cittadino che non riesce neanche ad avere la visita per un'ecografia alla vescica, gli hanno detto di riprovare a chiamare a settembre per vedere se riescono ad aprire le agende per fine novembre. O una persona che ho incontrato l'altro giorno, è 4 anni che aspetta di essere operato alla prostata ed è ormai da 2 anni che vive con un catetere. Poi abbiamo dei dati oggettivamente drammatici su alcune prestazioni, in maniera particolare il tema della dermatologia, la cardiologia, la mammografia bilaterale, dove abbiamo dei tempi d'attesa sulla parte programmabile che vanno quasi a un anno, e quella invece che deve essere breve, teoricamente in 10 giorni, che arriva quasi a 200 giorni. Questo nonostante un grandissimo impegno da parte degli operatori sanitari, che si spendono tantissimo anima e corpo, ma non sono messi nelle condizioni di poter lavorare in maniera efficace da questa riforma sanitaria. La Regione aveva annunciato da maggio la partenza di alcune possibilità di visite ambulatoriali in serata o nei festivi, prefestivi. In provincia di Varese è stato avviato qualcosa? Sì, qualcosina è stato avviato anche in provincia di Varese, ma sono veramente dei piccolissimi palliativi. Qua il tema non è quello di andare a stressare un sistema che è già fortemente in difficoltà, ma quello di cambiare la programmazione, il modo con cui viene costruita la programmazione sanitaria. Non funziona da anni e Regione Lombardia in maniera particolare, questa giunta non ha assolutamente il coraggio di andare a modificarla, ed è per questo che con il Partito Democratico abbiamo lanciato questa raccolta firme su 8 proposte per prendere ed aiutare la nostra sanità a diventare una sanità più veloce, che tenga conto dei tempi, delle necessità di rapidità di risposta che ogni tanto i nostri cittadini giustamente hanno. Il PD presenta 8 proposte per abbattere le liste d'attesa della sanità lombarda. Quali sono le due proposte più impattanti? Ma essenzialmente faccio una premessa. Le proposte nascono non tanto per una contrapposizione ideologica o una contrapposizione politica, nascono per delle reali necessità dei cittadini. All'interno di queste 8 proposte, tutte equamente significative, credo che innanzitutto vada offerta una sottolineatura per quello che riguarda anche l'aspetto di digitalizzazione, nel senso andiamo verso una fase spinta di digitalizzazione. Noi proponiamo che ci sia la possibilità, attraverso anche un click, attraverso un semplice collegamento, dare la possibilità di prenotare con tempi congrui, tempi rapidi, le prestazioni. Altro punto qualificante, quello delle 8 proposte, è sicuramente il fatto che le case di comunità previste da Regione Lombardia allo stato attuale sono effettivamente insufficienti. Ne chiediamo perlomeno il raddoppio, in maniera tale che ci sia una proporzione di una casa di comunità ogni 20.000 abitanti.